a Mamoiada. Beh, da qui parte il nostro percorso, perché oggi insomma è una giornata importante. Prima di tutto si apre il fan club Istentales Vecchioni, ma soprattutto poi ci sarà la cittadinanza, verrà data la cittadinanza onoraria proprio a Roberto Vecchioni. Seguitemi. Chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio buio. Roberto, buongiorno. I colori del buio in una notte di Viseras, i colori della vita. Credo che siano i colori della Sardegna. Sardegna è vita, assolutamente. Io sono innamorato, perso di questa terra, e non certo è solo per il mare, che è pur meraviglioso, per la gente che non ne trovi in giro così. Professore, cosa significa per lei oggi diventare cittadino onorario della Sardegna, ma di Mamoiada? Per un milanese poi... Mamoiada è la perla dentro la Sardegna, perché è la Sardegna tradizionale, antica, con tutto quello che è successo in bene e in male, però è la storia di un'isola meravigliosa, di un'isola particolare, che non ha mai perso la sua identità, la sua tradizione, la sua forza, il suo coraggio e anche la sua dignità. E quindi che questo disegno rimanga sempre qui mi fa felice, anche perché qui vengono turisti e chiederanno chi è quello lì e tutti risponderanno è un amico vero della Sardegna. In una delle sue canzoni lei dice spessissimo i colori della vita, no? Il suo cagnolino che ormai non c'è più, che decideva se la canzone chissà sarebbe andata bene. Oggi che direbbe in questo caso? Che tutto va benissimo, anzi mangerebbe a quattro palmenti, probabilmente berrebbe anche champagne, sicuramente, e sarebbe felice, perché anche lui aveva un'anima sarda, il mio cagnolino. Ora noi la facciamo sentire questa canzone, ma poteva essere quella anche la canzone che avrebbe potuto vincere il Sanremo? Sì, io l'anno dopo ho pensato di mandare quella canzone a Sanremo, poi per una serie di cose non l'ho mandata più. Sì, penso che avrebbe vinto il secondo Sanremo, perché era un po' più complessa della prima, ma forse era più emozionante, più forte. Sentirla dal vivo, professore, quando la sentiamo ti arrivano i brividi, eccolo là, il brivido, i colori della vita. Credo che dobbiamo guardare tutti ai colori della vita, non impressionarci mai per il buio, per la notte, per il dolore, stare vicino a chi amiamo e pensare che per ogni buio arriva sempre un colore. Questo è poco ma sicuro. Grazie professore, noi le facciamo i complimenti, auguri per questa cittadinanza, viva la Sardegna, ma viva Roberto Vecchioni! E tu che sei passata e che ti sei fermata col tuo filo d'argento, e tu che mi sei nata e che mi sei cresciuta andando controvento, il mio cane che è steso sul tavolo e mi guarda e lo sente che è l'ultima volta insieme. Ma perché te ne vai, dove vai, con chi mai farai l'amore? Cosa racconto ai ragazzi domani a scuola in tutte quelle ore? E tu dall'alto dei cieli che mi volevi come un pescatore, in questa notte infinita che ho appena forza di cantare, chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio, chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio buio. Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio, chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio